Nel registro mortuario c'erano la firma del prete, dell'impiegato, del becchino e di un familiare del defunto. A posto del familiare aveva firmato Scrooge e la firma di Scrooge valeva oro dovunque egli la ponesse, e quindi nessun dubbio, il vecchio Marley era morto stecchito. Quest'anno proprio la novità e diciamo il debutto è stato fatto proprio con Christmas Carol, canto di Natale di Charles Dickens. È un testo che io ho sempre amato, ho trovato con Chiara Prezzavento una riduzione teatrale molto bella e molto efficace che mi ha fatto decidere di metterla in scena. Naturalmente è stato piuttosto complicato perché ci sono 20 attori in scena, anche con doppie parti. Però con l'aiuto dei miei tecnici e collaboratori, costumi, scene, musiche, luci, abbiamo ricreato una piccola parte della Londra vittoriana per ambientare appunto questa splendida storia natalizia, che è una storia di Natale, ma in realtà è una storia che porta a riflettere per sempre sulla nostra esistenza, perché tante volte ci dimentichiamo le cose che avremmo potuto fare, avremmo potuto essere, e per poi così abbandonarle per altri tipi di valori tante volte molto più aridi di quelli che sono i valori veri. E quindi una riscoperta dei valori in un momento anche della nostra vita e storia che forse effettivamente è importante, cercare di andare a cercare un po' i valori veri che ci devono caratterizzare come persone. Sei tu lo spirito che mi è stato annunciato? Io sono lo spirito dei Natali passati. Natali passati da molto. I tuoi Natali passati, Ebenezer Scrooge. E perché sei qui? Per il tuo bene. Molto obbligato. La cosa meravigliosa è stata per noi la scoperta di questo interesse incredibile del pubblico per questo testo, perché è una favola di buoni sentimenti, va bene per le famiglie, tantissimi bambini. Non siamo abituati come Campogalliani ad avere un pubblico proprio di bambini e di famiglie, perché magari appunto facciamo dei testi di prosa un pochettino più impegnativi. Con questo, che è sicuramente comunque un testo impegnativo, però veramente abbiamo avuto una richiesta da parte del pubblico incredibile. Avevamo previsto 23 repliche, sono diventate 28, ma avremmo potuto farne anche il doppio, tanto che a novembre 2019 lo riprenderemo e faremo anche allora il periodo novembre e dicembre, quindi festeggeremo ancora il Natale con questo testo, ma proprio perché non abbiamo accontentato veramente centinaia di spettatori. Ebenezer Scrooge! Ebenezer Scrooge! Avanti, pieni fuochi di vino, bravo! È ora che tu ed io ci conosciamo meglio. Io sono lo spirito del Natale presente. Siamo nella nostra sede, il teatro di Palazzo d'Arco, il teatrino cosiddetto, è un piccolo gioiello che fa parte del Palazzo d'Arco. Grazie alla fondazione noi possiamo appunto lavorare in questo posto meraviglioso. Erano le vecchie scuderie, ma poi la Campogalliani proprio l'ha ristrutturato 70 anni fa e l'ha fatto diventare questo gioiello dove noi lavoriamo a pieno ritmo. Alla fin fine di lui si disse sempre che sapeva festeggiare e onorare il Natale come nessun altro. Ci sono cose peggiori da dire a proposito di un uomo, non credete? Si possa dire di noi tutti. E Dio ci benedica. Dio ci benedica a tutti quanti. E buon Natale!